Sì, grazie a tutti per la presenza e per la pazienza, perché immagino che dopo 3 ore di discorsi, eccetera, siate abbastanza stanchi. Io spero di rendere il più movimentato possibile, questo mio intervento in modo tale da, in qualche modo, se non altro, stimolarvi dalla noia o comunque dalla ripetitività, perché comunque Erga è una cooperativa di tipo B, quindi si parla di inserimenti lavorativi, tossicodipendenti, alcol dipendenti e marginalità sociale, quindi tutti soggetti che in qualche modo non sono facili da inserire all'interno di un certo contesto. E anche la convivenza fra le dipendenze e le marginalità è una convivenza che oggettivamente crea più problemi che risorse. Allora, andiamo avanti, quindi Erga. Ecco, allora, una prima considerazione che credo sia opportuno fare e che ci siamo fatti in tante occasioni è perché l'inserimento lavorativo o comunque perché le cooperative di tipo B hanno una certa importanza e quindi noi ci siamo rifatti al primo articolo della Costituzione perché di fatto è l'elemento base su cui si fonda la nostra società e la nostra nazione. E ci siamo soffermati soprattutto sul fatto che ogni cittadino, quindi non un cittadino svantaggiato, non svantaggiato, con potenzialità, non potenzialità, stamattina si parlava di talenti e quindi 1, 3, 5 talenti valoriali, talenti economici, perché evangelicamente parlando i talenti erano denari, quindi secondo la propria possibilità e la propria scelta. Quindi indipendentemente dallo stato tossico-dipendente, non tossico-dipendente, salute mentale, non salute mentale, ogni cittadino ha il dovere e la nazione ha la responsabilità di dargli un lavoro. A questo vedo se riesco a farvi partire un video che abbiamo scelto, perché tra l'altro prima la Sara parlava di ruoli, i ruoli sono passeggeri, tant'è che questo è l'ultimo intervento che farò come presidente di Erga e quindi non ha tanta importanza i ruoli. Però ecco, insieme con il gruppo di lavoro abbiamo scelto di, vediamo se riusciamo a farlo partire. No, sì, sì, è partito, vediamo se si riesce a sentire. O è sparito? Cosa ha fatto? In realtà è Benigni che presenta l'articolo della Costituzione. Allora, siccome ci siamo innamorati di quella presentazione, volevamo offrirvela, se ci riusciamo. Sentite un po'. Ma chi è? Ma guarda che cosa può venire alle persone da un momento all'altro. Sentite il 4. La Repubblica, ve l'avevo parlato prima, il lavoro riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro. Sono profetici, ci sono le soluzioni a tutti i nostri problemi qua dentro. Se uno li va a vedere c'è scritto quello che dobbiamo fare. Riconosce il diritto al lavoro e promuove. I verbi sono sempre, avete sentito? Attua, promuove, riconosce, spinge, sempre a volere, a volere. E promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Cioè ogni governo, qualsiasi governo, ci sta dicendo, deve lavorare per promuovere il lavoro, perché il lavoro è sacro e ogni legge che va contro il lavoro è un sacrilegio. Questo ci stanno dicendo. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Ma io dico la bellezza
materiale o spirituale, tu devi contribuire a farmi stare bene, col corpo e l'anima. Ma sentite la bellezza, uguali sono. La grandezza di aver messo quel materiale spirituale. Il lavoro è proprio il primo principio. Tu è inutile che mi dai tutti i diritti. Se non ho il lavoro non sono niente, perché sono morto fisicamente e anche socialmente, non sono nessuno. Quindi tu la prima cosa mi devi dare il lavoro, perché ci si fonda, è le fondamenta. Ecco, e dice che riconosce a tutte questa cosa qua. Guardate che ogni legge che va contro il lavoro è davvero un sacrilegio. Se si escludono momenti di grande bellezza che la vita ci può regalare a tutti noi, e quelli li lasciamo da parte, amare il proprio lavoro credo che sia la vera e concreta forma di felicità sulla terra. Quello che spetta alle future generazioni, ai futuri governi, non è solo cercare il lavoro, ma far sì che ognuno di noi ami il proprio lavoro. Adesso è un'altra cosa davvero da Woodstock, un sogno, però dovrebbe essere questo il sogno di tutti, perché con la disoccupazione, diciamo, le persone non è che perdono solo il lavoro, perdono se stesse, non sanno più chi sono e stanno male e producono infelicità e fanno stare male gli altri, e perdiamo tutti quando non c'è lavoro, tutti, perché produce infelicità. Perché quando noi lavoriamo non è che modifichiamo solo l'oggetto al quale stiamo lavorando, modifichiamo noi stessi, diamo una forma alla nostra vita. Quella è la grandezza del lavoro. E quella è la grandezza. Quando ci danno la busta paga, dentro la busta paga non troviamo solo i soldi, troviamo un'altra ricompensa, noi stessi. Quella paga non è avere, è essere. Essere. Quella è la cosa importante. È proprio la nostra, rimando l'applauso alla Costituzione, è la nostra libertà, la nostra indipendenza, la nostra dignità, la nostra vita. Guardate, e loro sapevano che quando non c'è il lavoro, sapevano il legame strettissimo che c'è tra il lavoro e la nostra personalità, lo sviluppo della nostra personalità, perché loro sapevano, i costituenti, che quando riceviamo il compenso, quel compenso non dà solo da mangiare al corpo, nutriamo l'anima, e i costituenti lo sapevano. Per questo, se non c'è lavoro, crolla tutto. Crolla la Repubblica e crolla la democrazia, che sono appunto il corpo e l'anima delle nostre istituzioni. Crolla tutto senza lavoro. Ecco. Adesso, se mi aiuti, Sara, a tornare a dove eravamo prima. Velocemente. Perché altrimenti lui va avanti. Qui si entra in cose tecniche. Allora, per aiutarci vado avanti saltando la parte invece che parla del rapporto tra il lavoro e la Regione Veneto. Bene, allora, siamo nati nel 98 e l'obiettivo principale è offrire percorsi educativi e riabilitativi finalizzati all'acquisizione di competenze. La base, siamo nati ovviamente come educatori in una cooperativa di tipo A, e poi siamo passati a gestire una cooperativa di tipo B. Quindi il passaggio e il tema sociale è rimasto ben presente, e poi lo ritroverete anche in alcuni passaggi. Quindi noi non siamo nati con l'intento di allargarci e di diventare una delle, anche se poi l'obiettivo è sempre quello di migliorare, di crescere e di offrire maggiori opportunità, ma non siamo nati con l'intento di raggiungere i 10 milioni di euro, i 1400 soci, eccetera. Il nostro primo obiettivo è dare la possibilità di trasformare i percorsi riabilitativi in percorsi di successo per le persone, e soprattutto perché lo sviluppo, soprattutto dal lato degli svantaggiati, non deve richiudersi all'interno di una realtà protetta, ma deve essere in qualche modo rilanciato attraverso la riconquista di un ruolo sociale e di protagonismo dentro il mondo del lavoro, diciamo, normale, dentro delle imprese normali. Siamo nati nel 98, ci siamo un po' allargati nel 2002, nel 2005 abbiamo aperto un ramo
di auto-officina meccanica che poi abbiamo dovuto ahimè chiudere, il primo perché è difficile competere con le auto-officine, ahimè spero che non ci sia nessuno che gestisce lavori di alto artigianato, perché spesso e volentieri il problema del nero è un problema che non ti permette di competere sul mercato del lavoro. È chiaro che se pensate a quello che è un intervento di 1.000 euro per una cinghia di distribuzione, per fare un piccolo esempio, in una macchina media dal 1.600 in poi, pagare 1.200 e pagare 1.250 c'è una bella differenza con parità di lavoro, di attrezzatura, di professionalità, e quindi a distanza di tempo. E l'altro motivo è anche perché spesso nelle attività artigianali si è molto legati all'artigiano professionista, e quindi in qualche maniera poi a distanza di 10 anni non sempre le negoziazioni con l'artigiano, perché spesso e volentieri alcune forme di artigianato si portano ancora la caratteristica di tenere i segreti delle lavorazioni, quindi in qualche maniera dopo 10 anni abbiamo dovuto chiuderla. Nel 2013 invece abbiamo in qualche modo dato una grande spinta all'ambito dell'assemblaggio industriale, che in qualche maniera è il nostro principale core business. Se vedete, il nostro fatturato non è un fatturato confrontabile con le esperienze precedenti. La cosa che in qualche modo diventa più significativa è che noi abbiamo un impatto rispetto al pubblico privato che privilegia per il 98,6% gli introiti di natura privata, quindi noi lavoriamo sostanzialmente con 12-13 aziende totalmente private. Lavoriamo attraverso l'assemblaggio industriale, la cartotecnica, facciamo delle lavorazioni semplici che ci permettono di farle implementare anche il primo arrivato, può mettersi subito a sentirsi protagonista, oppure persone che hanno trattamenti farmacologici importanti di rallentamento possono essere comunque messi subito in gioco nelle relazioni e negli ambienti attraverso delle lavorazioni semplici, e abbiamo cominciato da un anno circa anche ad avere qualche esperienza all'esterno. Perché? Perché ovviamente trattando con persone che abusano di sostanze abbiamo privilegiato una situazione di controllo rispetto all'abuso di sostanze, ovviamente rispetto a qualsiasi altra realtà. La distribuzione di squadre nel territorio non ci permetterebbe un monitoraggio rispetto a quello che potrebbe essere la ricaduta piuttosto che il riuso di sostanze. Lavoriamo, questa è la parte dell'impresa, la parte invece che riguarda il sociale, lavoriamo con il Centro Italiano di Solidarietà di Treviso, la Caritas Tarvisina, alcuni consorzi del territorio, alcuni enti di formazione, la provincia, alcuni comuni che in qualche modo girano intorno alla nostra sede, il SIL, l'unità locale sociosanitaria e il Tribunale di Treviso. Tutto questo ci permette di avere 21 soci lavoratori, 101 progetti formativi, 1.800 metri di sfruttamento tra magazzino e attività produttive e un fatturato totale di 665.000 euro. Ecco, questo è il dato che con Sara ritenevamo in qualche modo che potesse diventare strumento di discussione. Noi lavoriamo per l'1,4% con fondi da enti pubblici, tutto il resto è frutto o da parte di enti privati che decide di girare verso di noi alcuni fondi loro, oppure i 597 su 665 vengono direttamente da aziende private, le quali ci monitorano tutti i giorni, tutte le consegne, tutte le ore. E questo crea differenza, ma poi troveremo dei passaggi. Adesso cerchiamo di andare veloci. Questi sono i confronti 2017-2018. Questo dato interessante è che la maggior parte delle aziende con cui lavoriamo sono clienti da almeno 5 anni, che vuol dire che riusciamo a mantenere, malgrado il monitoraggio sia ogni consegna e ogni commessa, di fatto riusciamo a mantenere, e malgrado il turnover interno, e poi vi faremo vedere velocemente come riusciamo, malgrado il turnover riusciamo a garantire uno standard di qualità che ci permette di produrre dei pezzi. Noi lavoriamo, poi vediamo anche per la DeLonghi, per le macchine del caffè, quelle da incasso delle cucine, e quelle da incasso delle cucine sulle dimensioni del forno, per capirsi, passano
tutte attraverso Erga. E quindi bisogna mantenere uno standard di qualità e di controllo dei prodotti di un certo tipo. Farlo con un grosso turnover prevede che ci siano una serie di meccanismi e di operazioni fatte all'interno che hanno e che possono garantire questo. Abbiamo fatto dei passaggi all'interno, prima lavoravamo sul criterio per capirsi industriale della Ford e poi invece siamo passati al sistema industriale della Toyota, dove i passaggi vengono fatti su isole di produzione non ad accumulo. Se avete visto delle occasioni, spesso e volentieri i filmati prevedevano delle lunghe catene di lavoro sulla Ford, soprattutto di qualche anno fa. Oggi invece si lavora tutte su piccole isole di produzione con delle competenze, delle mansioni legate a dei gruppi ridotti di persone, in modo tale da abbassare il più possibile e fare in modo che l'uno controlla l'altro, e quindi col sistema di auto e mutuo aiuto. Ecco, vabbè, i progetti formativi, che sono quella parte sociale, provengono dalla metà dal Centro Italiano di Solidarietà, e quindi tossicodipendenti e alcolisti, e gli altri invece sono di altre forme, sempre per far vedere anche la radicalità nel territorio del progetto. Questi sono gli esiti, ma su questi vado molto veloci. Se mettiamo gli assunti, quelli che vanno e trovano lavoro all'esterno, e quelli che concludono il percorso, la percentuale del risultato di soddisfazione non è poi così male. In effetti il 68% dei percorsi ha avuto una ricaduta positiva. Eravamo nati con un ente inviante e un'azienda cliente che ci ha dato fiducia all'inizio. Oggi invece abbiamo una realtà dove ci sono 20 enti invianti e abbiamo 19 aziende clienti. Velocemente, i lavoratori svantaggiati hanno un loro rappresentante all'interno del Consiglio di amministrazione. Abbiamo in azienda degli spogliatoi previsti di docce, perché ovviamente lavoriamo anche con la marginalità sociale e spesso i bisogni fondamentali girano intorno anche a questo. Il servizio mensa è gratuito per tutti, questo per permettere appunto a chi in realtà non avrebbe da pranzare ad avere un pranzo comunque. Rispetto, si parlava del welfare eccetera, noi distribuiamo ai lavoratori dei buoni benzina, di buoni spesa. Perché buoni benzina e buoni spesa? Perché semplicemente la benzina permette loro di venire al lavoro e quindi è una forma diretta di contributo, e ci permette anche di dare 50 euro e loro incassano 50 euro. Questo è uno dei motivi per cui abbiamo deciso come cooperativa di sposare la filosofia del welfare, perché in realtà ci permette di investire e di fare in modo che il socio riceva il 100% dell'investimento. Perché benzina e buoni spesa? Perché tutti vengono al lavoro e tutti devono mangiare, piuttosto che frammentare i servizi, perché spesso e volentieri si poteva fare anche attraverso le piattaforme, tutta una serie di... Lì a Treviso noi abbiamo Wave e questo permette una serie di cose, ma i bisogni fondamentali cerchiamo di privilegiarli, perché spesso e volentieri noi abbiamo delle persone che preferiscono spendere i propri soldi per banalità, lasciatemi permettere il termine, ma invece benzina e pasti aiutano e sostengono le spese dirette della famiglia. Poi è chiaro che se uno desidera avere uno sconto per andare in vacanza si ottiene anche quello con la piattaforma. Spesso e volentieri abbiamo il problema, noi stiamo lavorando, il 2020 sarà l'anno decisivo per dare delle risposte non solo lavorative. I bisogni delle persone che escono da un trattamento o che escono dalla marginalità dopo tanti anni di lavoro sono quelli di avere un lavoro con costanza e di avere un'abitazione. Dal 2020 lavoreremo sulle abitazioni e quindi da creare. Perché? Perché ad esempio escono da un programma di riabilitazione di qualsiasi tipo o non lavorano da tanti anni, non riescono ad avere quella quota che gli permette di entrare in un appartamento dando le 3 mensilità più la quarta di accesso. E quindi o comunque rifarsi la patente ad esempio, o acquistare un mezzo perché da tanto tempo non lavorano e soldi non ne hanno. Quindi il microcredito fatto in relazione con una banca di credito cooperativo, con il Centro Italiano di Solidarietà e con la Caritas ci ha permesso di fare un fondo di garanzia e ci ha permesso anche a chi non è bancabile di avere un fondo di anticipo di denaro.
Vabbè, questa è una cosa che vogliamo dare un valore concreto all'equità in azienda, per questo motivo in regola il rapporto di livello salariale minimo e massimo è quello di 1 e 2. Lavoriamo con la Fondazione Solidarietà di Milano, insieme stiamo creando lo strumento Bancopass che lavoriamo anche insieme alla Kiev, che stamattina ha presentato, con il professor Lorenzo Biagi dello IUSVE, lavoriamo sull'area etica motivazionale, abbiamo lavorato sulla responsabilità sociale di impresa e l'impatto sociale con l'Università di Ca' Foscari, IRECOP, Eurixe e tante altre esperienze messe insieme. La formazione è l'elemento determinante all'interno e anche all'esterno. Grazie anche a questo abbiamo cominciato a ragionare su che cosa stavamo facendo per l'ambiente e quindi da un rapporto con Contarina, l'azienda che gestisce i comuni della Marca Trevigiana è Contarina, e lavorando sugli scarti di produzione siamo passati nell'anno 2017 da 1351 kg di secco a 470 kg di secco. Andiamo veloci su questo. Allora, chiavi di successo. Io non lo so se... Ok. Non lo so se si può definire chiavi di successo. Alcune risposte che abbiamo cercato di dare sono state queste, nel senso che abbiamo cercato di condividere con i clienti la scelta degli investimenti. Si ragionava qualche giorno fa in altri tavoli relativamente alle cooperative di tipo B. Compriamo un robot o facciamo fare alcune lavorazioni assumendo 1 o 2 svantaggiati? E sono interrogativi che spesso chi fa imprenditoria industriale si pone, ma la risposta dell'imprenditore è molto semplice: compriamo un robot. Per chi lavora nel sociale e chi ha deciso di fare imprenditoria sociale, l'interrogativo lo si pone, e non solo nel rispetto della persona che fa l'operazione. Se l'operazione è 8.000 avvitamenti al giorno, forse è il caso di comprare un robot, ma lo si fa per rispetto anche della persona, non solo perché costa meno. Adesso, negli ultimi 2 minuti, abbiamo cercato di dividere gli aspetti rendendo sempre più chiaro al nostro interno compiti e mansioni e soprattutto responsabilità. E quello che volevo semplicemente dire è che se tornassi indietro non farei più una cooperativa sociale, come credo che molti di voi si interrogano su che senso ha. Elena mi ha detto: ti sfido, vediamo se hai il coraggio di dire che non faresti più, dopo 30 anni di cooperazione, una cooperativa. È dura e difficile, io non lo so se è una condizione incredibile, o se sia eccezionale. Di sicuro però è chiaro che per farlo ci vuole molta passione, e questo va riconosciuto a tutti i cooperatori. Poi mi emoziono quando parlo di passione, quindi perdonatemi, adesso mi passa. Allo stesso tempo ci sono dei passaggi in cui non esistono delle metodologie più giuste, più sbagliate. Oggi abbiamo sentito esperienze che sono tutte meravigliose, seppur tutte diverse. Quindi la diversità è una ricchezza che ci permette di avere dei punti di forza e di lavorare quotidianamente sui punti deboli. È chiaro però che fare un'impresa sociale ha la parità di un imprenditore, perché noi dobbiamo far tornare i conti. In più dobbiamo avere, se parlo della cooperazione di tipo B, il 30% di persone svantaggiate. Attenzione a quella della 381, non aggiungendo o facendo altre furberie. 30% di persone svantaggiate 381, e quindi salute mentale, tossicodipendenti, disabilità, eccetera. In più parlavamo dell'articolo 14 e poi spero che nelle domande torneremo sull'articolo 14. Le aziende non li vogliono le persone con disabilità, perché non rispettano la legge, non li vogliono all'interno e addirittura sono disposti a pagare le aziende, le multe, piuttosto che portarsi a casa quelle che sono le persone sulle quali noi creiamo i pilastri. Quindi dobbiamo far tornare i conti come gli imprenditori, dobbiamo avere il 30% di persone svantaggiate. Dobbiamo avere un sistema democratico, trasparente, chiaro e rispettoso delle leggi, e in più dobbiamo anche lavorare nel nostro territorio, perché il nostro territorio, come ricaduta, è necessario. Allora non saremo eccezionali,
Però probabilmente se non abbiamo delle buone persone all'interno delle cooperative non riusciremo a fare quello che ogni giorno ognuno di voi fa nelle sue cooperative.